Vedendo la carriera restare non serve. Ah sì, ecco. Dunque, capitolo 9. La frustrazione è la mancata gratificazione di un impellente desiderio o la mancata soddisfazione di un bisogno immediato. Esempi di frustrazione sono ricorrenti nella vita di tutti i giorni di ciascuno di noi. Roberto, scuse, mi fate un esempio di frustrazione che ti capita tu chi dis? Certo di te? Certo di te? Che miseria, sono in ritardo. Sono in ritardo. Dai se la metti a mese. Aiutami, dai se la metti a mese nette. A intalarma. In sintesi, la frustrazione è uno stato psicologico che si verifica qualora un ostacolo blocchi il raggiungimento di un oggetto desiderato. Diavoli, maledizione. Le reazioni alla frustrazione possono essere varie. La reazione aggressiva è spesso la più frequente, anche se non sempre porta ai risultati sperati. Spesso capita che l'energia impegnata nella reazione aggressiva sia maggiore di quella impegnata nel tentativo di raggiungere l'oggetto desiderato. E spesso l'aggressione si verifica nei confronti dell'ostacolo che impedisce la soddisfazione del bisogno. Guardati che ti vedi un collo! A volte la frustrazione è anche uno stimolante dell'intelligenza. Infatti, per raggiungere l'oggetto del desiderio, la persona è costretta a far lavorare il cervello. Se però la frustrazione è troppo intensa e prolungata, può dar luogo a forti scompensi emotivi come ira, Viaggi, maledetti! ansia e angoscia. Sono in maledetto ritardo. E tu per colpa di chi sta armato ogni volta. Aiutami invece di sta lei lì, che stupidaggine. Che per me sono dome monade, che non hanno nessuna confermi dalla realtà. Ma io tu chi sta armato, sempre così, la squarta si viaggi qua con lui. Ma porca miseria, ma Tomà, non potevi regalare al cante, se Saurio, un servizio di classe, un quadri. No, Tomà aveva regalato un armar dalla fin del boccen, 3 metri per 3, che di qua che all'entrata in chiesa chi sproposito non si ne vede a muoversi tutti. Secondo me l'ho fatta apposta. Sono sempre stato antipatico. Sì, non sta fevelà così dal regalo di gnocce dalla mamma, Ma quale regalo di gnocche, Scarla? Io e te non siamo mica sposati. Ma tu sai che io è un tipo un po' calavecchie e aspetta sempre che si sposedi. Io che non sa dare la robe più preziose che aveva, come regalo di gnocce. Carla, a che mo? Io e te non siamo sposati, a vivere insieme vonde. No, è la sua maniera per farnos capire che non vuole sposarsi, ecco tu. Non si pensate che non si regalerà qua che si sposerà in sul serio. E in ogni caso, chi ha un po' dissuasiva, no? Ogni volta così, maledetti armati. Io lo disintegro perché l'armato. Lascia sta la mano, mostro. Ammettilo che non tu puoi sopportare, figlia. Tu sei su vigliaxi per sta così un eppure femmina indifese. La mamma?
Che? Ma Dio, come l'ardice, la sameni flank di tomari, sì, te lo prego. Sì. Allora, fai così. Domanda alla mamma se per piacere può viaggiare la porta dall'armadio, di destra. Perché gli chiudi la cintura. Sa tu, sei al domandio, e non mi viaggi. Un evore spiritoso. Sigur, la mame. Per te l'armara rappresenta la mame. È un simbolo che tutti si è creato e lo sta falmone. Ecco, tu lo sai benissimo, c'è importanza che anche i simboli della nostra vita. Te l'hai spiegato anche ieri. Io di tu. Secondo Freud, il simbolo ha una grande importanza perché che aspetta il manuale ma perché una volta manco il vinchia buonosa di sta sentire che smonata. Carla, fai così, fai non la pasta, come torni a fare la di che roba qui, fai non la pasta. Sì. Bacino. Sì, bacino. Roberto, si arrivi, Ah, ti si arriva? Sì, si arriva. E adivini lì? Sì. Tu sai che porcaria, mi fa spacco. Arrivi, amore! Che miseria, ma c'è razza di scherzono! E io ti domando le bussate e tu mi fai schiappare c'è un'altra slarmata. Hai colpito? Tu sei sempre massa violenti in amore. E poi la bussata tu devi sdare alla mamma per fare la pace e non a me. Carla, chiamami. Carla. E tu che? Non è una mamma. Ma è un armar. Un boccon mostruoso e orribile armar. Ma c'è cento tomate. Ma io non so. Io non ti conosco lui. Di qua che tu ti è tornata questa idea di studiare la roba sui mas, io non ti conosco lui. Tu mi stai andando via con chiaffa che tu e poi... porca miseria, no, ma chiaro chi? Beh, c'è che ha? Ma c'è mo, non la viodi tu, miege stirate e miege no. C'è mo fa solo lei l'ufficio. Andai le cuti importanti con un cliente, Ma sì, tu ti metti su una golarina viva rose che ti hai regalato io, alla benissimo. Così lei ti avrà la golarina e non farà a casa la mese, no? Semplice, che chi è? Psicologia elementare. Carla, non sa tu che ogni tanto la tua astuzia femminile mi fa spore, E poi c'è questo che piace col giallo, cravatte gialle, armar giallo, avete voglia di farmi venire giallo anche a me, di tirizie avete voglia di farmi venire giallo, In ogni caso la roba sta così. Ieri sera ti toccava a te di stirare la bilanciaria. E perché il risultato? Che chiaro? Sempre la roba a metà. Qua castigno, chi? Non succede. Sì, io non sarei non hai avuto tempo. Avevo un po' di robe di studiare. Ciao. E poi sì, neanche tu non tu sei perfetta. No. Oh, per l'amor di Dio. Che credina ti ha messo e tu me l'avevi stirata alla perfezione. E chiaro che tu sei la di un po' massa pesante con l'amido. Perché quando sei arrivata in uffici, avevi in dubbio voi di farmi le firme sulle smanies, perché pensavi che io fossi ingessata. Tu lì a domandarmi se avevi avuto un incidente. Tamparditi, E io? E io c'è adesso di dire che tu hai smettuto in tocco il futuro rossa alla lavatrice con tutte le mie biancherie intime e io come andai sparsis di mudantes color panseca, no? Chiale chi di color pansè, che sa mai la pantera rosa quando vuoi a to. Ma c'è voglia di Roberto, ma c'è voglia di uffici, tu mica tutti gli avessi bregonzi. Vabbè, non lo darei stampa scontato, stanno discutendo il mio contratto di lavoro, ma potrei anche sei. Ma Roberto, ma c'è Isa che non va? Ultimamente tu sei sempre così nervoso. Sì, da lei? Ma tu vuoi sapere la verità? Ecco, allora la verità è che chi? Che di quando ti è tornate queste smanie di studiare in mas, chi in chiesa? Chi ti fa tutto? La spesa e la passione, le spolette la spaio, ieri di sera hai fatto io di cene. Ecco c'è che lei. Tu sei tu, il bagno è stroppato che sono 3 dinis e tu non tosca la mano idraulica, no? Avrei di farlo io, come sempre, no? E intanto io sono 2 ore di mattina che a solito fa pipì. Ecco.
Roberto, scusa, isa colpa me se il bagno si è rotto quando tu sei entrato tu? No, hai colpa me. Quando lei dopo radio, all'ave benissimo, è chiaro, si blocca e dopo si sblocca di Bessol. Hai le questioni statistiche. Poteva succedermi a me, ti è succeduto a te. Ecco tu. No, sempre a me succede. Roberto, ragione. Se in 24 ore e il bagno a sintasi in media 2 volte. Senti la cazzata. E fino alla 23esima non le succede nulla, è chiaro che anche succederà all'ora che vengono. Allora, basta che tu vada in bagno un momento in prima e va tutto bene, no? No, che non va bene. Perché che tutto al bagno, tu stai 23 ore di fila. E sì che tu sai che io sono debole di VC e hai bisogno di entrare di spesa. Basta che io mi svicini lì e tac, tu arrivi tu con quel male dei libri, tu ti senti e tu stai lì e ores a lei, ores. E quando finalmente tu ti degni di venire fuori e entri io, ecco che il bagno si stroppa un'altra volta. Ma io ho detto, non puoi tu fare manco di lei al bagno, anzi, non puoi tu proprio te fare manco di lei, che il dannato di libri. Sì, te Roberto, io i libri, lui leggo, la che vuoi e quando che vuoi, e sono ridotto per la pace dal cesso. Oh, signor benedetto. Carla, rifletti. Tu passi tutto il tempo lì a lei. E quando tu sei lì a lei, no, tu vai fuori a to con i tuoi amici dell'università e dopo per te non esistono noi altri. Tu ti sei mangiato anche una settimana di ferie per stare qui a studiare che robe lì. Carla, tu mi stai trascurando. Tu lo sai che sono mesi che non impuli fuori insieme la sera. Ma non è vero assolutamente, perché si sta saccine poco tempo fa. Ah sì, poco fa, sì, è vero. E si chiamava che il film che era in Savio, che era appena venuto fuori, si chiamava, era al Ben-Hur o era Ombre Rosse? Carla, ma tu lo sai che petteccione di antipatica dalla portinaia mi domandasse tu stai male. Perché non ti vedo mai. Tu vai se tu torni a orari impossibili, tu torni tardissimo la sera. Sicuro che penserà che dopo io ti faccio di fare il mestiere più vecchio del mondo. Oh, ben chiaro, ma guadagnerei sicuramente di più. Ma ti prego, Roberto, cerchi di capirmi, dai. Hai fatto in sacrifici, io non posso mollare proprio te come, no? Ti prego, aiutami, dai. Carla, tu hai già un lavoro, tranquillo, poco fadioso in uffici. Insomma, il massimo per une femmine. E tu hai voglia di buttarlo via per fare la psicorobula, lì la musicale, la dottoressa dai mas. Beh sì, quindi tu non si dice la dottoressa dai mas, ma si dice la psicanalista. Carla, io sai che si dice così, però se tu e tu dopo speravo scattare in che maniera lì, io non resisto. E secondo, io in ufficio sono stufa di là, sono stufa di fare robe noiose, se il mio capo noioso, mi tratta come che fosse una deficienza. Ecco, io voglio di fare la psicanalista e non la segretaria stupida dal capo. Ecco. Carla, ma per piacere, ma pensa, tu sei sempre coltivato su quei libri e dopo con i tuoi amici dell'università, lì tu fai fuori e tu fai tutti quei discorsi lì che si capiscono come altri. Sì, ma Roberto, scusa, ma non è colpa mia se non ti piacciono neanche i miei amici dall'università, E chiaro, io più le volte, tu sei anche venuto fuori tu con noi insieme, Tu visi, no? Siamo al visi, e porca miseria siamo al visi. Questo è il dismentè. Io hai passato tutta la serata, dogna che il tuo collega, che il piccinino che io ti allustarò, se la barbotta di chiave lì, Ecco, che lì tutta la sera non l'ha fatta altro che domandarmi se avevi avuto turbe sessuali infantili e se avevi spesso fantasie sadomasochistiche. Stai, per piacere, Ma scusa, Roberto, scusa Sari, ma non tu sarai mica geloso di Eriberto, no? I vai di sperare. Geloso di un che si chiama Eriberto. Ma qua piacere, ma qua mai. Però, se io ti becchi chi in chiesa, con tu, calazia fa, dove la lontani con la con che roba lì? Io aggiuri. Ti parenti sto manuale di 500 pagine. Ma scusa, Martino, ti sa meglio un po' di esagerare. Sì, sono forse esagerato, scusa. Allora, hai fatto mangiare una pagina alla volta, ma tutte 500. A soglieloso. Vai bene.
è la colpa è tua. Perché io mi domandi se tu anche mo tu mi ulis bene. Ma Roberto, ma sicuro che ti vuoi bene? Non è che come sto cirendo spazi per me, no? A ristufe dal solito tran tran, chiase, lavoro, chiase, e dopo il vino al salcine, e la sabbia della pizza coi tuoi amici, e la domenica in montagna la chiesa di Toagne. Dio, c'è noie. Ah, noie? Però la 3 volte sarà settimana a chiesa di Tomari che non ti stufa, no mo? Roberto, tu sei proprio te un egoista. Anche? Sì, tu sei un egoista. Perché io hai voglia di crescere e chista non significa che non ti vuoi bene. Hai voglia di realizzarmi. Io sto cercando nuove dimensioni di me stessa, nuovi stimoli e la speranza di un lavoro che mi piace. Nuovi stimoli, eh? Allora, intanto che tu cerchi nuovi stimoli, e intanto che tu vai a tor per le nuove dimensioni di te stessa, prova io se in qualche canton tu arrivi anche a gettare un idraulico. C'è spiritoso. Carla, senti, io come ho so invitato, so il mostruoso invitato e hai gettato anche un bagno a disposizione che sia libero e funzionante, perché io non sai se arrivo a trattenermi in uffici, Allora, torni a fare l'audio di che questione, va bene? Mandi. Audio. Sì. Perché la bisogna io? No, io gli voglio dare. No. Alla madre. Bacino. Un bacino. Va bene, d'accordo. Facciamo queste benedette telefonate. Per me questo idraulico. Pronto? Buondì, sì. Ci ride un idraulico. Sì. C'è mu? E il venerdì non lavori? A fare una settimana corte. Ma che scusi, E io che hai il bagno intasato, dove la fai oggi? Aspetti lunedì con che lui a come da mal? Beh, cerca, vedi che spretese, però, No, che senti, io ho bisogno che vegni voi, perché domani al potere sei massetare, e poi io no... C'è mu? Ma c'è mu saresti a dire che la fasi talvassi intanto? Ma che senti, che non stai a fare tante spiritosi come, perché io lo denunci, sai? Ma c'è mu per omissione di soccorso. No, anzi, per omissione di bisogno. Pronto? Maledizione. All'esattata, hai un gruppo di robe di studiare e come io da chiarti un idraulico. Boh, insomma, io ho un tentativo l'hai fatto, come al pensare a Roberto. Io non intendo stare ora che smonare, sai. Allora, dove restate? Ecco sì, la frustrazione secondo Freud. Sì, pronto? Pronto? Sì. Sì, sono io, Carla Rossi. Buondì. Buondì? L'assistente al professor Attavi? Sì, buondì. Sì, hai di sostenere l'esame finale con lui? No, non l'hai mai incontrato di persone? No. C'è mu? Un esperimento? No, che senti, io non sai nulla di Dutchis? Ma non hai ricevuto nessuna lettera, Ma c'è robe... Chi ha chiesa me? Ma no, non è possibile. Allora, la chiesa è piccola e il bagno non funziona, ha le rotte e non è possibile. No, non mi dispiace, ma... C'è mu? E il professore al poter restare un evore male. Al poter essere determinante per la buona riuscita dall'esame. Beh, allora in quel caso lì mi toccherà provare. Sì, va bene. Sì, d'accordo allora. Sì, va bene. No, che scusi, che senti, lui per caso non è che conosce un idraulico di fiducia che ha lavori di Vinars?
C'è mu? Ma per caso andavo lì? Ma c'è m'arrivè? Sì, ecco che mi mandi appena che la finili di lui. Va bene, grazie, è stato un evore gentile. Mandi. Alle un ver miracolo, Roberto sarà felicissimo proprio. Tu vai dici la lettera, però? O tu scommetti che chi lì non erano i bollettini dalla Stasses? Ma in una ise? Bene, e lo sapevi, no? Ah, è la lettera datata un mese fa. Che chi è? Sicuro la lettera che chiacchierava l'assistente? Vediamo un po'. Gentile tutente, in conclusione mein corso, voglio proporre a quanti devono sostenere il mio esame finale interessante experimenten mai tentato in precedenzia. Mio particolare interesse fu rapporto paziente und Therapeuten mi ha puntato a concludere che l'efficacia dell'analisi potrebbe migliorare drasticamente. Se paziente, invece di incontrare il terapeuten nel suo studio, fosse continuamente a contatto con lui nella realtà quotidiana. Se questo esperimento darà i risultati sperati, verranno rivoluzionate alle terapie sulla nevrose. Paziente und terapeuta convivono e collaborano fuori di guarigione. Per cui voglio offrire la possibilità a quanti fra i migliori tra i miei allievi di partecipare in prima persona a questo eccitante esperimento. Eccitante esperimento, terapie rivoluzionarie. Ma che significa questo? Questo significa che ciascuno del partecipante ospiterà in suo house, in casa propria, 2 pazienti per una settimana. Il periodo a lei assegnato inizia 4 maggio e termina il 24. Il 4 di maio. Oh signora, le due, ma hai di comprare, hai di fare la spesa, hai di mettere poi la chiesa e dopo, ma c'è mutato di oddio, di dirlo a Roberto, oddio, ma c'è mutato di fa, lui allo dieve in partiase, ma so vedo lui, allo die la psicanalisi e poi di mettere a punto le nuove terapie. No, io come a telefoni e restano posso partecipare all'esperimento. Oddio, sono già qui. Oddio. Guisal! soy Giovannina Adami, mi mando all'università. No, io come hai detto non può fermarsi, che è stato un sbaglio, accirerei di sei gentile, ma ferme. Calcinti, è stato un errore dall'università, io non posso proprio te ospitare, sai, perché i problemi di battere, la chiesa è piccola e me ho parlato di lui mi capisce, grazie, mandi. Oddio, sentami, un minuto, grazie. No. Ma ce l'hai, ci si senti, Sai, se mucai, bot plans, apit, con tu ne valis così. Ma perché non hai chiappato l'ascensore, Sarà? No, io non posso entrare agli ascensori.
Lei pure fuori di me. Io ho soffrito di una forma forte di claustrofobia. E poi piccoli e stress, mi fa venire angoscia, dove il fevelà mi fa sta male. E se per disgrazia avessi entrato in questo stretto e scuro, avrei un attacco. Un attacco? E di c'è? Allora, dall'imprimo mi viene un tremito perduto il corpo. E poi a sudi, un'evore. Sì, mi indurisce, mi si rigidisce i muscoli e dopo mi si alza. Mi si alza anche la pressione. E poi non capisco più nulla. A piatti senso, mi sveglio dopo 10 minuti, tutto indolito e con un gran senso di angoscia e al plan sbagliato. Madonna, ma è terribile. Ma lui sa già stati altri psicanalisti passivi di guarire? Ma sicuro, a decine se andai consultati. Tutti io passato, di tutte le scuole. Freudians, Jungians, hai fatto 4 corsi di training autogeno, 5 corsi di yoga, 2 di meditazione trascendentale e un corso di Thai e così. È la mia ultima occasione che mi aiuti la prego. Ecco, io restante voi di Udalu, perché so, è proprio un caso interessante, no? No, gravissimo che alla resa risolta, però vedi che io non ero preparata a riceverlo e pochi, hai po' questa, non arrivi a... No. È la mia ultima occasione, che mi aiuti la prego. Io così non puoi più vivi. Io mi copio. Sì, ecco, e come dici tu, come se io non mi aiuta, io mi copio. E che non stai a dire di fermarmi, Ma c'è pace, ma non mi ferma! Oddio! Oh, stai male! Oddio, ma c'è... Alle la cap! Oddio, ma così tutto un calma, non è possibile, no? Ecco come la mia femmina! Ha sempre dammi contri, ha sempre fammi sentire un imbecille e per di più non si può neanche di fare la finita. Oh, sei un colino cordato che io di la prega, sei disastro. Io di la prega. Ma che lasci la gamba per piacere? Sì, e prometto che lo aiuti. Ecco, però... Resti d'accordo di una roba, no? Che lui non dirà a nessuna persona che la chiaterà qui dentro, che è un mio paziente, che è chi per una terapia, va bene? Ecco, dici che lui è un mio amico d'infanzia, d'accordo? Sì, d'accordo. Sono convinto che sta qui, a me farà sta bene. Anzi, io mi sento migliore. Sì, ma che mi lasci la gamba però per piacere. Ecco, che si alzi, che si senti chi? Che io intanto i fiori di bevi, perché avevo che le due sudate, Ecco, sì. Di dove viene lui? Di Lignano. L'ha fatto un po' di strada allora? Mezz'ora di corriere, storia. Ecco. Ecco, calpegni. Grazie. Avete bisogno. Ecco, allora, mi stave di sì che... Ma classica neanche io. No, che stai tranquillo. Ma solo robe che succede, una può capitare. Come ti ho un'altra tazza, Ecco. Allora, lui mi stava dicendo, no? Che la sopore principale è che dai queste sciarasse scurs, no? Sì, io mi disi quanto cadere. Ma porca miseria, che fai attenzione! Lui ha le masse nervose. Mi dispiace, la giuro che mi dispiace. No, che mi scusi lui, ma non vedi di andare di lui così. No, che scusi. E che veni però lui a chiosi come un'altra tazza, Ecco, sì.
Ma che fai attenzione, sai? Ma allora non vizi, lo fa a queste? Ma no, non lo passa queste. Oddio, non sai come spiegarmi. Non sai che mi succede. Ma allora se lui non lo fa a queste, le cui imbranati un le fa che cui guanza, che mi scusi. Che senti chi? Non devo cuitarci, come bisogna la chioli Ma voglio. Sì. Ma che stai attenta, perché se mi rompa anche che si fa spagliare tutti i servizi. Chi le alcano là? Le mie finisce di lei da letto. Allora. Dunque, Durario rivade. Il primo paziente, Giovanni Adami, ist ein Maschio di 48 anni, sposate, ma in crisi con sua moglie e affitto da una persistente paura per luoghi stretti und puri. Le cause di questa claustrofobia non sono del tutto chiare, nicht klar. Beh, insomma, chi lo sapevi già? Ja. Un'altra curiosa caratteristica di questo paziente è la sua spiccata fissazione su bicchieri und oggetti in vetro in genere. Ja. Nemmeno di questa siamo riusciti a scoprirne il meccanismo di attivazione. Forse ist ein Expediente di difesa contro le frustrazioni della sua vita privata. C'è? Ma non potevi dirlo prima? Oddio, di veri. Oddio, spero che non c'è servizi buoni. Ma l'ha chiatata anche te? Oh, signore benedetto. Oddio, mi dispiace. Non sai se non scusarmi. Sì. Ma non ero stupido, Sì, che lasci sta. Però al poteva dire mal prima che la dai problemi, no? Con la stace. Ma mi ha fatto fuori anche servizi buoni. Ma non importa, che lasci sta, che non stai a preoccuparsi. Allora, no? A mi stava di... Ma mi scusi, ma sta per avere un'altra crisi? No. Perché? Ma perché mi sa me che lì assiste di come parancia la pressione. Che io non ero roba me, si figuri. No, vedi voglio dire che sì, sono arrivato a salvare le tazze. In sacchette non mi stave. L'unica maniera per portarle qua era di non tenere sempre in mano. E quindi pensavo di metterle tra i pregosi. Io ogni volta il conto di arrivare, fa le colate. Cerca l'incredibile. Senti, dinsi dal tuo, E come ci rindi falco, manco per non farti rompi la staccia, va bene? Allora, come dicevi sul manuale, c'è caldis. A proposito, allora, dunque, superio, nevrosi, perversioni sessuali, oggetti, è necessario abituare gradualmente il paziente alla vicinanza ad oggetti di cui ha timore o che non può toccare. Hai capito? Hai capito che di fa con te? Allora, tu chiappi la taccia, no? Tu ti distiri così sul divano. Ecco, così. Ecco, strengile, ecco, così. Ecco, bravissimi. Ci di concentrati su di lì, no? Ecco, tu vedrai che un po' alla volta a tutti abitui, no? Tu devi pensare di piacevole, va bene? Con la taccia in mano. Ecco. Allora, intanto vedi dai tuoi problemi. C'è fa tutta la vita? La me, hai una storia penosa.
Io insegno, o sono un professore di matematica. Matematiche, oh madonna. Pensi che io non ho mai potuto soffrire? Ma mi sono sempre domandato se un calfas o una diventare professore di matematica. Ha un passione. Io sono appassionato, quindi quando eri piccolo, che pensi che il mio hobby è risolvere i problemi di matematica e algebre. Ah, se sapessi troppe poesie che in un logaritmo. Oh, sicuro, tante poesie in un logaritmo. Ma non in devante. E di te c'è mi conti tu della tua vita? Sei tu sposato? Sì, sicuro. Sono sposato, ma fra un po' non lo sarai più, a stin divorziato. Il nostro rapporto è stato sempre tutto una parabola in discesa, tipo x al cubo manco y radice di 2. Guarda, boh. Certo che sai, al cubo ha di sé un errore grave, eh? Mi dispiace proprio te per te. Il nostro rapporto non poteva continuare. E pensare che appena sposarsi, pensavi che vivere insieme sarebbe stato facile come risolvi le aree di un triangolo. Come c'è? Come risolvi le aree di un triangolo, no? Moltiplicando la solida base del mio amore per l'altezza della sua passione e dividendo il prodotto per 2. E invece tale stato come ci devi fa convergere due rete parallele, che per definizione geometrica. Non si incontri mai. Ti capisci? E insomma, alla fine, è finita che la mia femmina mi ha lasciato. Avevi in due caratteri masse differenze, no? Io dicevo sempre che ero un mezzo uomo, che non sapevi farmi valere. Che pensi che la mattina mi chiamava sempre per il culo e mi diceva, ehi, che alle ben dentro le smutante se sono chiamato le spalle. Insomma, aveva poi di me un nome profiterol. Profiterol? Sì, dur di fur e tener dentro. Insomma, a volte sapeva voi di me anche un nome torol. C'è robe? Dur, dentro e fur. Gli occhi lividi, essi come che mi voleva ieri. E mi sforzavi di tirare fuori quel po' di bocca restava dal essere rapporto. Tutti inutili. La unica robe che arrivavi a estrai erano le strade squadrate. Ecco, io dico, ogni volta che favelli o diventi nervoso. E l'unica roba che mi calma ieri le fa a me qualche calcolo matematico. No, Marta. Allora sì, che non ti posso intradire, in fin dei conti, 2 più 2, a fare sempre 4, anche quando tu sei incazzato, anche quando tu hai sbaruffato con la tua femmina, e questa è un'evore consolante, capisci? E poi, di un po' di tempo hai attaccato anche a soffrire di claustrofobia. Di quando? Isa sta qualche episodio che ti ha schiadenato queste pore? Allora, è succeduto poco tempo fa. Io sono andato a Chiatale per fare la pace, no? E avevo deciso di la fare perseguire. Avevo inchiappato l'ascensore per la base, no? Che si era e lui ha incomodato dopo 3 ore. Insomma, a un certo punto, io si è nervosito e ha attaccato a businarmi. Passate! Non sei solo il buon di noi, sto sei slami, senza spine dorsali! E a un certo punto io mi sono sentito schiaffaiato. E non gliel'hai fatta più, io sono svenuto. E di che volta lì io non sopporto più i puoi, piccoli e stress. Hai capito? Ma come... calma, sa, tu sta tranquillo, no? Allora, come tu vai a chiamare me e tutti gli stiri sugli la chiamerai che porta là, no? Tutti gli stiri sugli e tu ti rilassi su un po' e dopo a tornare a chiacchierare insieme, va bene? Grazie, lei mi salverà, dottoressa, vero? Sì, sicuramente, Grazie, sicuro. grazie, Ecco, grazie. sì, tranquillo, non dimmi la chiave. Era l'ultima occasione. Grazie, dottoressa. Prego. Grazie. Mi salverà, vero, dottoressa? Sì, sicuramente. Grazie. Non sto togliendo niente, se non fanno veri, mi raccomandi, lui, Grazie. Le porte cinesi di Muran, la roba che a Roberto gli piaceva tantissimo. Ma mi aveva di succedere una roba del genere. Oh signor, io spero manco che l'altro paziente ha sedi migliori che chi, No, magari che l'altro mi spacca i mobili. No, pensa di mo, mi sbrega tutti i vestiti. Oddio, ma saranno già qui? Oddio. Coraggio, non viaggio. Quisal. Mandi, non manda all'università. E come ho sviaggio?
come finisci di lei la lettera, non mi frei poi. Allora, dunque. Il secondo paziente ist eine Donna di circa 25 anni ed è affetta da una strana forma di timidezza nei confronti del sesso maschile. In situazioni di crisi spesso tende a rifugiarsi in luoghi spui e stretti da cui, come scoprirà, è molto difficile farla uscire. Non sembra un caso grave. Poi scritto, buona fortuna e che Freud laxista. Ja. Boh, ma com'è, dai? Chi sta a me un caso, poi facile. Prego, rientrai. Mandi, io sono Monica. E chi sta? E chi sta? E chi sta della Maria? Ben Maria, al va tutto bene. Lui è maschio, assolutamente. Manca che chi aveva di sé un caso per facce. Mi viene così di pensare che la paziente sia di lei, no? Ma c'è molto hai fatto, capito? Il tutto femminile. O forse che sa pur che ha studiato. Già, è vero. Sai, io ormai mi sono abituata. Ma sono quasi 2 mesi che è così. 2 mesi con sacco sul chiave. Sì, ma non lo ten mica tutti i dì. Dove quando va fuori di casa? Perciò? Ci so io. E a disca si vergogna dalla int. Anda pure calavioli. Ma in chiesa è sarghiave, vero Maria che tu tagliavi? Maria, piace. Io a Carla, no? E insieme ci la rendi risolvito il problema, va bene? A chi tu sei in una casa tranquilla, tra amici. C'è dito Sagliavin e Sacù. Prima gli occhiali e dopo il Sacù. Va bene? Sì. Ecco. Fai il plan, sa tu? Gli occhiali, ma vi chiamare gli occhiali. Ma plan, chi già viene il Sacù, sa tu? Brava, e come hai di domandare su un plasè, no? Guarda, come se ospite si chiasa me. E un spray di non dia nessuno che attaresi in queste chiase, che si schipa una cura psicanalitica, va bene? E dici che si dos messa mese, d'accordo? Va bene, sì, ecco, perfetto. Ma vuoi dire che sono altre persone, sa chi? Ma sono mica Oms! Parce che non so quanti Oms. Ecco parce, anda pure dagli Oms. Che schifosi di maschios. E avvina accettate di venire di ie, dove perché che ie è una femmine? Capisci? Sì. Ma poi tu spiegami, c'è mai che parla fuori di chiase, tu senti la necessità di cuviarti la muse? Sì? Ecco, hai scominciato 2 mesi fa, no? Sì. Eri al supermercato col memoros e a un certo punto ha vinto a catabarufà. Non mi visi ben perché, forse che sera io non avevo voglia di lavoro, no? Avevi voglia di restare a casa per sole con lui, a tenissi con, figotassi, cara la TV. E invece tu avevi voglia di lavoro, no? Allora, io volevo preparare una biele ceduta, no? All'usor di candele, coi sofficini al formaggi. Sei bravuta in cucina, sai? E a forse anche delle buone storte.
hanno fatto una con la crema e dome pariente. Ah, è stata tan gentile, eh? Ma che continui, la prego. Insomma, ho attaccata per un fa, perché che lui non è plus la cucina vegetariana. Pensi che lui è plus in las bistecche. La smaglia, tu chi dici? E allora hanno voluto correre al supermercato a comprare bistecche e angurie. Sì, hai plus intanto anche questo. Poi, a un certo punto, intanto che dicevi che Massa Chiara fa male, hanno attaccato a dirmi che non capivo un cavolo e si è mettuto tutte le sfantate scappassavi. Allora io gliela dite di finire una buone volte, di che ha tutte le femmine scappassavi. Beh, è stato c'è mucca Oms. Anche Roberto, il nemoroso, quando passo le biele fantate, lui e i bute sempre voi intorno. Disin che è una roba normale, sa tu? O quasi. In ogni caso, può indicare che il tomo rossa sia stato un po' più espansivo, ecco. Ma sì, Allora anche il somoroso, con calvetone di elefantate dei plus si ferma, ai civile coi due si imbocchia e dopo il bergare. Ehi! Biele questone! Ma c'è fatto, signor? Io so tutti dai far schifosi, non pensi che a che. E dopo cosa succeduto? Insomma, c'è il punto della discussione, hanno attaccato così, lì, in pubblico, denandi tutte le persone, decine di persone, Dio boh. Hanno attaccato a dire che era stufo di me, stufo dalla mia stupida gelosia, e poi mi ha bergalato a tre robe terribili. Amica, che sei così sensibile. Vai avanti, ti hai di te? Care la tipica femmina furlane, tutte chiase e fa me, e più che io gli dite che il suo comportamento mi dava fastidi. Mi ha tirato le sperle e mi ha plantato lì col carrello della spesa. 5 kg di bistecche e 2 salmuries. Tutte queste persone, lì attorno. Io sono tutti così, che passi le puntone pure fantate in difesa. Allora qualcuno si è mettuto a ridi, no? Altri sono stati lì a ghioldi spettacolo e aspettare la prossima scena. Mi pareva di essere in una telenovela. A proposito, tu veduto il 1372esimo episodio di Matilda? Ma contimi, di arrivare finalmente a sposarsi con Alfonso, sato che io non mi sono mai perduto una puntata, no? E fin dall'inizio io non sapevo che lui la tradiva. Ma allora, continua, Sì, scusa. Ecco, a un certo punto della discussione non gliel'hai fatta più a Regina Svoglare di tutte che in caere e per la vergogna mi si è mettuto il saccuzzo sul chiaro e dopo non mi dite più due, sono svignuta insomma. Ah, poverina. Ma tu sei svenuta per l'emozione. A me manca l'aia perché non mi mica fate buttare il saccuzzo. Insomma, questo episodio ti ha savoltato così tanto. Sì, come lo sopporti, poi la Svoglare sarà io. Sono ridotto che stai on, mi fa sì, orrore, schifo, pure, vol di stomaco e... Ingomut, tu hai dismentato Ingomut. Sì, ingomut. Insomma, non sopporti più di serie toccate da Joms. Sono falsi, ipocrisi. Lui non mi voleva mica bene, No. Al voleva dove il mio quarto. Come mi rimpropite conte. Proprio come gli amori di Ottavia, no? Quando io finalmente andò al coraggio di disi che scoglie la via. Maria, E lui continua. E poi mi tradiva, con tante femmine. Dome Dio sa troppe. Tu pensi che lui, come mi stir, no? Al faceva l'idraulic. E quando calava per la schiasa si succedeva. Anche dava donne femmine spessole. Si faceva, provava con tutte. Ma io lo sai, perché che tal quartiere era famoso parchista. Lo chiamavi l'idraulic mandrillo. Io non penso che qualche mi chiami, quasi sento io intancansimi e si ecciti e con la Svoglare mi discrotti. Io sono tutti così, sono dai portos. A lui cosa?
sono tutti compagni. Già, proprio è così. Ecco, adesso c'è tutto di nuovo. Ma è claro, no? A Maria fa impone gli oms e non sopporta la loro presenza. Chi sti individuo chi le ha spaurite. Maria aveva ragione a pensare dove a che. C'è schifo. Maria non stava pure. Lo vedi tu che chi è nato lo tocchi e non succede nulla. Ma bravo! Ah, tu dici che tu hai fatto rasa di imbecille, Ma lo stato che stava già migliore e come tu hai rovinato tutto? Ma si può sapere che tu sei, Ma ce lo sei capitato a chi? Tu sei un maniaco sessuale, vero? No, io sono un amico di Carla, è vero? Un amico? Ma benone! E io a parte la metto di chiare amiche di una psicanalista raccomandata dai luminari dall'università e chi ste poi? Anda dagli amici che sono dai maniaco sessuali, c'è schifo! Ma c'è tu capito che Giovannina è un paziente come Maria? Ma tu non potevi tu fare pure attenzione e come c'è un vagino a tirare fuori là dentro? Maria del furbili! Maria! E chiamami quell'altro! Maria ti prego il furbili! Ti macchiare l'aia! Lui è pure attenzione! La fa sempre così. Quando è in crisi, c'è sempre un po' scuro e platato in cui la pararsi. A lei l'unico modo fa calmare, sai? Maria, la senti tu? È la tua canzone, ti sta rilassando. E si calma, e dove così, con canzoni romantiche dagli anni 60. Canzoni dagli anni 60? Sì, ecco. Ieri sempre state nelle romantiche, ma di quando è stata abbandonata di che farabutta somoroso ha superato ogni limite. A passa giornate intere a sentire musiche di che chi e a chiamare vecchi film d'amore e quintai di telenovela spar televisione. Maria, non sta preoccupati. Giovannina, lei è un paziente come te, non ha di fatti pure. Chiale, garantisci che non ti faccia nessun male. Ma no, che lì ha la mania sessuale. Io vedo benissimo che il grumbolo caratterialmente la mia. Stava bonita la budante. Stava in fuori, io avevo pure, fate tu slontanato. Oppure stai in messa pure. Ma Maria, ma non tu puoi smetterti in eterno o un sacco, dai, non si respira bene con un sacco sul chiave. E poi le anche antiestetiche, perché una così biele fantate con una così biele muse e a di frontare il monte Jans c'è nessun timore. Però se non sul chiave, allora la dimetterlo lui. E c'è pure. Per cui, io, è per sé. Ma Maria, non sta preoccupati? Se che chi al cerdome ti tocchiati contonde, io lo disteri con un punto al chiave. Ecco, che si metti chi sta sul chiave che non stai a pastories. Vabbè, metti, dai, ci aiuta a fare degli funerali al mar, metti, dai. Maria, tu has di chiappato sience da togliersi femmine e non tu has di fatti metti sotto di nessun fatto maschio. E chi tu has di businarlo a tutto il mondo quando tu ti senti minacciato. Ehi, un momento, chi la psicologa so io, Ecco, Maria, come tu sta un po' tranquilla sul divano, sa? Intanto che io assistemi e il disastro che ha combinato Giovannini in cucina, va bene? Ecco, io avevo immaginato la valise. Ma io hai paura a restare di persone con mania? Ma no, Maria, non sta preoccupati. Sono sicura che non ti succederà a lui, E tu, basta che il saccuzzo, specie di maschio in calore, guai a te se tu la tocchi. Giuri che ti tiri il cuore e ti piace una pedale talmente la schiames.
sì, per te, di come in denaro. Il bigul è a saradame un tipo di pasta. E in ogni caso, è migliore che tu tegni occupassi i tuoi tentacoli. Vi ho detto. Ecco, fin quando non torni, tu addibatti la smans. Così, tu lavorerai impegnades e Maria si interessa, tu provi a metti la smans in torno. Avanti, tacco, tacco. Ma batti la smans? Sì. Mi dispiace, io no, vivo e dispaurile. Anche io so in cura e tu la dottoressa sai. Ah sì? Ma allora forse lui ha le proprietà differenti di altri soms. Sì, o so i proprietà differenti. Sai, avevo voglia di dire che io a lui riceve pure di me. Come posso chiamarmi il sacco? Ah, va bene, ma Calual ci dammi un po', eh? E che non stiamo vestiti lì. Che mi contento di lui. Dice che al festa la vita. Così lo conoscerai migliore e forse te ne vorrai più pure, eh? Oh, c'è situazione proprio come che le è succeduto a Ermengarda di Gallina di Rovo. Sa tu che nuova telenovela che... Ehi, dite che tu addibatti la smans. Io insegni, o so il professore di matematica. Sono in cura che con la dottoressa perché ha soffrito di claustrofobia e di altri spiccioli problemi. Con la mia femmina si arrasa in ascensore, abbiamo baruffato e mi ha chiappato un attacco. Ma sì? Ma anche io una volta mi sono chiamata in una situazione del genere. A scuola, talmente di tante persone, sì, con tutti gli schiaffossi. Pensa che a un certo punto mi sono mettuta a usare come una mate. Avvosavi, e mi sono mettuta anche la smasta che avevi, sacco? E dopo? Sì, è succeduto. Si sono mettuta a avvosare anche gli altri, e poi avvosavi io, e poi avvosavi loro. Oh, è stato terribile. Tu più che sei agitavi, e che avvosavi, nessuno che mi dava una mano. Anche io, vittima di un blackout. E in dove è succeduto? In ascensore. Ecco, non proprio te, insomma. Io gli avevi detto al memoroso di nominarmi ai concert rock. Oh. Avete che avete conoscenza, vai bio? Sì, grazie. Mi fa piacere. Posso chiamarmi il sacco, come? Non sai come vedi. Maria ci ha detto, podino di avai e sacco come Giovanni, sì, ti senti tu mio? Sì, l'ambulanza, tu. Io di me, per piacere, ci di fa le muse tranquille e che ispiri fiducia, eh? Ecco Maria, plan sa tu. Ma no, che non sta male, finisce di fare muse di mano lì. Mamma, al passo chialta chi, ma si può dire una taccia di aria? Sì, come ti... non devo tacce? Sì. Un momento, c'era portato tu con la stacces? No, io voglio dire, quanti sono le ultime volte che tu andas rotte une? Ma lo sai, una fa, pensi? Bon, allora tu puoi dire. Grazie. Sì, non tu asplui Mi è passata il cuore. E Giovannina, allora ci dici tu come a Podino continua a lavorare su di te? Benissimo. Allora, chiappi in mano le tacce, no? E tu... No, così no. Chiappi in mano le tacce e tu ripeti con me. Io andai voi, io ti accetti, io ti vuoi, io andai voi, io ti accetti. Ecco, benissimo, continua così. Con te, Maria, cercherai di avere un avvicinamento graduale in maniera di farti accettare un po' alla volta la vicinanza agli uomini, va bene? Allora, tu come tu vieni schi e tu tocchi Giovanni, d'accordo? Ma tu chialo, ma io non posso. E se dopo... Si accende col calami? Boh, allora aspetta, Lugirin,
così lui non ti chiale e tu con di sto chialo c'è cuore, va bene? Allora tu scomenci di chi dal chiave, no? E plan plan tu veni giù per questo quarto, d'accordo? Vai allora. Io non posso. Vorrei farlo, ma si istinto di scappare via e platami. Chi vuole una soluzione drastica a mai estremos rimedi. Sì, Marie, tu has di vinci la pore da Joms, va bene? Tu has di abituati a avvicinati a Joms, d'accordo? E tu, domani, lasciati tocchiare. Ecco, come per fare in maniera che Marie non si lasci sorrevinci dall'istinto di schiampare, quando ti tocchi, o spedu chiudoi. Ecco, venchi dentro. Io piazzetti. Ecco, bene, allora, tu puoi stecchiarlo, sa tu? Va bene? Io piazzetti. Signorina Maria, non ci stai così? Ma Giovanni, lasciale fa per piacere. E tu ci vive poi confidenze con la taccia, no? Ecco, ci di Nilo Ninin poi donne, senza stringi le masse, dai. Io vado bene così. Sì, benissimo. Toccilo per due. Ecco, poi, come la taccia ormai è nel padre di te. Ecco, dillo che tu lo vuoi, stai le poi donne. Bravo. Mamma, anche io. Sì, alle mio, alla mia perché così rafforzi le esperienze. E tu potresti dire, a me mi piace Joms, hai voglia di tocchiare, hai voglia di abbracciare. Brave, però continui. Bravo. E tu che non ti cole, torna e prove. Bravo. Forza Maria. Ma Carla, ma che sta succedendo? Che chi ne oggi? È un esperimento? Sì, per le nuove figure erotiche dal Kama Sutra. Ma c'è schifo, ma culeria che l'ho che altre culeria. Ma tu hai rovinato tutto, sta venendo bene. Ma c'è stato di sì? Ma c'è stato succedito che ti ha? Roberto, calmiti, hai una spiegazione logica. Speri bene. Io dico, allora, lui, no? Io, Maria e Monica, e la stacia saccoli, che sacuti la claustrofobia, e Maria che da pure perché vale che vuoi che sciolga se tu compagni. Ma c'è stato di sì? Ma si può sapere che succede qui dentro? Un attore ti ha di vore e ti ha due lì che ansimi, tu in geno grande davanti di lui e ci fa seguito. A proposito, ci stavi tu facendo? Non sta dimmi che tu stavi scusando un battone dai pregons, ma c'è che tu hai chiatato le scuse migliori, I pregons da Josue, andò la cerniere. Ma Roberto, ma non tu penserai... Io non pensi! Io avviato, ma ci ho montato un po' duro. Ma ti prego, ecco, sentiti, calmiti. Ecco, perché si tratta di un esperimento. Ah, un esperimento, tu lei sapelo. E che fammi, adesso sono finito. Vai, puttana. No, io si tratta di talarmare. Che guisa? Ma è paziente, no? Una paziente? Ma sì. Oddio. A me mi gira il cielo. No, giuro che mi sento.
Allora, come ti spiego, no? Sarà mio. Il professore dall'università mi ha mandato una lettera. Sì. E chi lì sono Giovanni e Marie. Clar, no? No, che non è chiaro. No. Carla, tu mi estradì. E neanche con tu nome. Ma con tu nome le femmine insieme. Cosa vedi che sarà lui? Lei, i miei amici. Io finisco un chilo di primati. Ma no, sono due pazienti che l'università mi ha mandati in terapie. Loro sono chi? Parcurassi. Parcurassi? Sì. Che chi è la cura del sesso, eh? Oddio, che mi vengo un caldo. Oddio. No, le musiche mi distingui. Oh, mi bellissimi. Oh, oddio, il piano. Dica soi, Maria, in dove sei tu? In talarmar. Anche mo. Ma c'è sta succeduto? Hai veduto un altro maschio? Sì, lui. E lui? Cosa? Ce l'ha tu fatta Maria, eh? Fai meglio di spacchi che me li sul chiaro. Chi quiz? Forse calmiti, lui è Roberto, il memoroso, e lui non fa fare smala a une moschie. Isabella e Roberto. Sì. Però che chi è matto? Io credo di 112. Ma c'è Matte, ma Monica, la mia di Marie. Ci rimpitosi tira fuori Marie che si arade lì talarma. Ma talarmara legge Giovanni. Oddio, e Giovannina soffre di claustrofobie. Oddio, se ne più fuori. Oddio, Monica, Maria c'è gustato, Monica, tu vedi la musica. Maria c'è gustato. Giovanni c'è gustato. Va bene. Giannitas, che si metti chissà cosa il chiaro e che non stai a muoversi di lì. Sanno vulca lo sistema io. Capì? Monica, ti prendi di fuori Maria. Forza, Maria. Ma c'è stai succedendo? Ma c'è Isa chissà tu sul piano. E poi io, signorina, io sono un scogliosuto. Io hai voi le spiegazioni. A medital. No, guarda, se sei tutte sfulcultiate. Poi che storie sono? Medital e tas. Sì, con cui matto non si... Ascolta, Monica, però come tu ti spiegami, ma se che tu non andai stanco, ma c'è chi lo fa? C'è che mi han fatto, eh? C'è che mi ha fatto. Lui, che farà butto. Sì, sono state tradite anche io, ma l'è stata anche a fa. Mi ero innamorata di un studente straniero, un bier fantatto destro. Lui, al fare l'università, a studiare psicologia. Anche lui era un evore innamorato di me. Oh, al manco, al diceva di esserlo. E così si lascia vivere insieme. Lui però aveva 100 franc e io lavoravo per duccio doi. Avevano fatto qualsiasi roba di tanca ero innamorata. Ma dopo lui si è laureato e mi disse: senti Monica, fatto in Germania a festeggiare mia laurea con amici. Torno giovedì e poi ci sposiamo. Se giovedì, so designs che non sai più noi di lui. Se dove potete svelo davanti per 5 minuti. Capisci tu come perché che le hai con gli occhi? Sì, capisco. È una storia proprio che dolorosa. Ma io, che non sono due compagni, secondo me tu avresti studi cambiare atteggiamento ai loro confronti. Ah sì? Sì. Cambia? E che il calè succeduto a Maria allora? C'è molto la mettino? No. Dagli uomini non si può fidarsi. Da lì io. Povera Maria. Sì, ma io non mi sono lasciata buttare giù come che gli è succeduto ieri. E ieri come è andato a imparare a difendersi a non avere più il paura dagli uomini. Allora, come
come ci rendi udassi un con che l'altri, no? Ecco, Giovanni, come ti senti tu mio? Ehi, Vai, tu! io. Non sto crodi di suiati le fasi in fente del samà. Infine subito il sacco. Marionda, hai la pressione alta? Aia, hai bisogno di beviare? Ehi, Mandi, io sono il moroso di Carla, ma sul serio Luisa è un paziente? Ma sicuro che lei è un paziente. Aspetta, come ti spieghi tu? Monica, tu parte Maria in chiamare fin quando non si è calmata. Ecco, brave. Aspetta un momento. E tu, Giovanni, chiaviti il sacco e tu vieni in cucina con me che ti do di bevi così non tu togli la stacce. Ehi, e io? E tu, tenta figlia sua, ti infili la valise sul chiavo. Oddio, la matte, io la milagrosa rossa, la neurodeliri. Ma no, Roberto, lì è noi il matte. Lì è Monica, la mia di Maria. E è tanto preoccupata per Maria. Forse perché stai un po' gruspiose, vero? Già, sono Ecco. tutto cuio. Ecco. A tu vuoi di dire allora che io non è matte? No. Allora la questione è differente. Ah sì? Allora, chiare signorina Monica, hai voi la fur di chiesa me di persone o hai mio che la pari furio a pidades? E tu? Sottospecie di maschio ridicolo? Sì. Tu vorresti sboi di buttarmi fuori e resta qui con la pura indifese piccole Maria? Sì. Ma so io che ti butti fuori! Ma insomma, ma finire però, voi doi, no? Ti prego, Roberto, fallo per me. E tu, Monica, se parla buona tua svoglia da Maria, sta tranquille. Roberto, lo imbraffano. Sì, sì. È vero? Ecco, sei tu convinto? Motti, sei tu convinto? Ma sono due casi che vorrei complicare. Ti prego, Roberto, fallo per me. E se parla buona a tua svoglia che io admetti una psicanalisi. Carlo! Che dite di non dovrà che speravo, Leslie? Io conosco di fare la pipì. Hai tu clamare di Raul? Sì, Alvarez sei qui fra un momento. Ma siamo fra un momento, mi stiate come? E io non la faccio? Ma tesoro, ma non tu la fasis, tu la tenis. Possibile? C'era di situazione che sei nata a mettermi. Se vuoi raccontare attorno, mi crodi. Oddio. Dunque, vediamo di fronte a un problema alla volta. Allora, io prendo tutto a dire di Uda Maria, no? Uda Maria a superare la pore di chi ci viene del sons. Allora, vediamo intanto che dice il manuale. Allora, dunque, nevrosi, fobie, ecco. All'origine di molte fobie spesso sta un episodio accaduto nell'infanzia. Uno dei momenti cruciali nell'infanzia è quando si prende per la prima volta coscienza del proprio sesso. Hai capito? Allora io come Maria, ecco, venga. Ecco, allora io come con te accirarai di fatti di rivivi qualche episodio della tua infanzia, va bene? E tu tua ziudami ha impersonati in tacche frutte che aveva Silvotans, d'accordo? Mi hanno capito? Brave. Proprio come la passione di Ortensia, Dio c'è situazione. Però, per farti riconoscere la tua sessualità, mi serve un par maschile che è tadino. Allora, bravo Giovanni, venga. Allora, tu hai capito, no? Tu sei un frutto. Tu sei un frutto di Silvotans che scoviato la propria sessualità insieme a une frutte. Va bene? Bravo, staccai e cominciai a fevelarsi. Ma c'è. Ma c'è un caso a scopiarsi la mia sessualità? C'è di fa? Io un'idea la varese. Monica, portasè, non sai, di picci di solito si giù al miedi. Hai ne robe che fa duccio, vero? Ecco, allora, taccai a giù al miedi con altri due.
Ma io non so buono. Non hai mai giocato al miele di piccolo? Avevi miglior la sequazione? Ma su, che non è difficile, dai. A tu ti rivolgi, sai, e tu dici che tu svoi di giù al miedi. Forse, provai. Vabbè. Mandi frutta, io mi chiami Giovanni, giuino al miedi. No, così. Quando dici impersonarsi, in che vesi di comportarsi come frus, come quando eris frus. Sì che dunque la voce e gli atteggiamenti hanno di sé che, no? Ecco, come un sfasiodi. Mandi frutta, io mi chiamo Carla. Giuino al miedi. È matto, stava via, è matto e chi è? Mandi frutte, si dice sa Giuino al miedi. Ma sì, giù. A Nina ci rimaschias e dopo via giù la panza. Ma ecco, quasi così. Avanti, dai, provai. Mandi frutta, io mi chiami Giovanni, e tu? Mandi, io mi chiamo Maria. Maria, vuoi giocare al miedi? Va bene, Giuin, però io ho fatto l'infermiere. Discrotiti. Il medio so io, tu hai distrattati. E io invece sono infermiere e le infermiere non si discrotti mica, eh? Andare so, è ora di finire con chi schicciux maschilis, che si discrati il miedi le buone volte. Ecco mo! Dal momento che esiste la parità dal sesso, come prima si discrotta il miedi e dopo si discrotta l'infermiere. Vai bene? Continuai! Ma allora proprio te vuoi vedere che quanti salvi svolti fa un orte. No, io acclami la polizia, anzi, acclami il sito di Geremia. Staci lì, non vuoi vedere a buon punto. A stana, bastano a partire a fura, anche profondo. Sai, io c'è che tiri fuori. Magari un turbe le ha da un stereotipo psichico affettivo. Staci lì. Passi e quando strai a muovi si vedi. Non la sento dalla dottoressa, Ecco, e continuare. Ma Giovanni, ma c'è che ho sul cato lì? È l'indula! Per abita lì. Talmente la sgambe. Ah, lui! Non lo sai, ma mi sa mai livello sempre vu. Stici di salire, è un momento cruciale. Fersi tutti. Ma io non lo hai. Ma hai fatto i tuoi piedi? Sì! Un'etacce, ma no, fers, chi le alcano va, ma non riesce a capire. Senti, sospendi un po' al momento. E vai da bevi anche in cucina e stai a dai stacces, E come Quisal. Essere idraulico, signora! Come i viaggi. Sì, chiave, cassetti ringraziati Dio, io non arrivo più. Allora, fai così, io vou in camera a mi vestire sul lieve e appena che l'ha finito, tu vieni sacramando, ma di corsa, perché io non mi tengo più, Prego, che rientri. Finalmente è arrivato. Cassinti, e il problema a lei è scarico. A lei intasato. No. Allora, quando voglio, funziona tutta questo. Quando va Roberto si intase, si blocca e lui dopo sa la chiappe con me, no? Allora, il bagno a lei, da che parte blanche lì? Che vadi pur, che fai con comodo, che io a tornisci, sai? E che senti? No, non è mica tedesco lui. No, non è che vieni dalla Germania, no? Perché io non intendo pagare nessun sorpresi per il suo intervento. Nein, non si preoccupi. Io emigrato. Ja, emigrato in Italia von Deutschland. Ach so, noi avere saputo che in Italia moltissima arbeit fuori idraulici. E così. Ma che non mi dici?
È incredibile. E il monta si sta proprio ribaltando. Molto bene. Ecco. Pronto? Universitaten? Ja, Dipartimento Psicologia, prego. Pronto? Franz? Ja, sono io e sono qui in casa loro. Nein, nessuno mi conosce. Nessuno non può immaginare che io non sono idraulico, ma bensì professor Attavik, luminare psicanalisi. Devo dire che vestire da idraulico mi diverte molto. Ja, è stata una große fortuna che oggi in università ci fosse idraulico. A proposito, quanto ha voluto Funnolecchio Tuten un attrezzo? Schwanz Tucker, che prezzo? Fatti fare fatture. Was? Alles schwarz? Tutto in nero? Comunque ne valeva pena, ja, così ora posso scontrollare lo svolgersi dell'esperimento senza che nessuno se ne accorga. Was? Se io sapere fare idraulico? Ma che domande? Non so neanche dove si incomincia. Ja, inventerò eine Scusen. Oh, ora ti lascio, sta arrivando qualcuno. Ja, vai. Arriverai a guarire Maria. Arriverai a non avere più paura dagli Oms. Non lo sai, però mi pare che qualche miglioramento si vede già, no? In ogni caso, avere la prova chi di un momento, quando voderà un altro uomo. Ferme. C'è molto saresti a di un altro uomo. E Cuisa? C'è molto Cuisa all'idraulic, no? Un idraulic? Oh, madonnotte! No, non posta chi? Allà di la via subito, E per cercare di mandarlo via, Ma non ti rendi tu conto? Se Maria Albiot che chi avrà un'altra crisi, già da Oms chi io sono di massa, figurinsi 3. E poi, che la Leon Idraulic? ma c'è già interessa alle un'idraulic. Ma non ti pensi tu? L'ex moroso di Maria faceva proprio l'idraulic. No, tu puoi farlo restare. Maria potrebbe avere un trauma irreversibile. È vero. Allora di la via subito. Senti, signor idraulic, non potevi fare come dal bagno voi. Scusi, ma le mie otte Verstuit, io chi a farsi une compadice. L'idraulico arresta. Ah sì? E perché mai? Parce che chi è chiase me e a dici Dio, qui che la di resta e qui che la di come da scarico, vai bene? E poi, non so, che io non faccio così. E tu? Per soddisfare le tue basse funzioni corporali, tu vorresti sbagliare di provocare un trauma irreversibile a Maria. Ma ce sarai della sua psiche, Tu sei un egoista. Ecco che tu sei. Roberto, andare ragione. Pensa alla sua psiche. Anche tu! Allora, ho di pensare che la bambino è importante, Io mi sento offenduto. E senti il mio giovane, che là, non come del scarico. Come che le veri Dio, io l'amo chi, Io l'amo chi. E la chiappi, Non mi interessa. Roberto, io ti vi ho messo a chitarra, che mi serve? Alle mie orca tutti i chioli 4 gotes di calmante. Alle mie orca tutti i chioli 4 gotes di calmante. Va bene, sì. Allora, assunta la boccetute blu, dall'armadio, dal bagno. Che blu? Sì, mi raccomandi, che blu. O forse aria che rosse. No. Sì, Che forse blu, che tutte blu. sono. Le scotte mi aiuteranno a calmarmi. Sì, alle mie orca. Però l'idraulico arresta. Allora, hanno vinto i baruffani. No? La soluzione è semplice. L'importante è tenere platat l'idraulico in maniera che Maria non lo viodi. Sa tu? Sì. Allora, come mi è venuto? Maria, sì, venga. Ecco, provi un'altra roba. Allora, prove Totti e Roberto. E non stava cuore di lui. Va bene? Ecco.
Monica, controlla che tu tal vada a questo, intanto che io ti accari un momento con Giovanni. Vabbè. E ciao di fai, ma per l'amor di Dio, e gli altri fastidi, si occupò e di bevi la sgò. Mi scusi, signor Roberto, può dire tutto chiaro? Ma no, Maria, no, così, porca miseria. Io, se si tocchi così. E dopo, tu io fronti, se tu io chiappi spolosboles così. Aiuto, Carla! Carla, che Dio vuole diventare, Carla! Ma insomma, è finire per piacere, no? Ma facendo per il ben di Maria. Ma per piacere, sai le che faccio di Bessone? Insomma, Monica. Va bene, allora io voglio avere una tazza di ore, ma vi indicate i tempi voi. No, come vonde mi dei stufato. E le signorine che avete io che smanzi. No, ma c'è fase, signorina? Stai vai. No, che non stai a fare così. Alle che io diventi nervoso dopo quando non fa spisci. No, che fai così. No, che vieni con me. Andiamo a cercare qualche fasole di chiatte per presente. Tranquillo. Dai, andiamo per cavare se sei chi è di chiatte. Chi dentro? Dal bagno, insomma. No, dal bagno! No! Anche no. Aspetta, io Maria un'altra volta, ma allora non fa stessa questa. Io non sai cui capita in ballo. Non sono stato io, è stato lui. Spioga. E dopo non sono stato io. All'estate che là, l'idraulica all'estate. Oh, che miseria, Monica. Bisogna tutto. Ormai la realtà è fatta, no? Ma quindi fai frontale la realtà. Non posso impristiampare Maria, no? Dio buono. Frontale? Dite frontale? Non mi è venuta un'idea, senti, tu dite che il moroso di Maria faceva l'idraulico. Ecco che chi hai una buona occasione. Sì, d'accordo, hai una buona idea. Ma voglio acclamare Maria. Maria, ven fuori di lì. Dai, non sta fa come Ortensia in dagli appendini alle anche, su. Calvegni, non chi si entrambi, no? E ci rindi divertirsi, giocando un po' insieme. Perché non viene anche lui a giocare con noi? No, non posso, io devo finire il mio lavoro. No, vedrà che si divertirà. Allora, calciari voi intanto. Voi? No, dare tu del tu, ma non serve voi. Calciari voi e metta un las mans, prova a mettere las mans da ecco, così. Ma cosa fate? Signorina, cosa fate? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ma ci stai? Stai Giuliano, mi odi tu. Giuliano? A me non mi sembra che si divertissi, Ma c'è Zuino? Liberatemi, qualcuno mi aiuti! Aiuto! Io non sono idraulico! Voglio sapere chi io esame! Tasto, e collabore se no tu vuoi un punto al capo. C'è strani. Chi stai non mi ignore. Ma c'è molta saresti a dire che lui non è un idraulico? Io non sono io volere dire non essere idraulico qualsiasi. Io sono un professionista di scarichi und tubi. Liberatemi! È un professionista al tubo? Ja che sacuda il chiave per piacere. Lui mi covente a mira di come da che scarichi. No, ascolta Roberto, ascolta. È il vecchio moroso di Maria che le ha ridotte così, al faceva l'idraulico. E che chi era un'occasione massa golosa per lasciare le stiampare, capisci tu? No. Ma è chiaro, no? Allora, noi come facciamo entrare Maria, plan la facciamo vicina a lui. Lui, l'idraulico, allora presente lo diede dalla sopore. Perché che riguarda il suo moroso che appunto faceva l'idraulico. Allora Maria ce l'ha di fare, di sfogare contro di lui tutta la sua aggressività. Allora potrà guarire. Capisci tu, Roberto, mi aiuti tu.
Maledizione, quasi ci capisco. Basta che facete la svelta, perché non arrivi più a pigliare. Non arrivi più. Mega aria, emozione. Ho bisogno di calmante. Mi datevi un calmante, io farò tutto quello che volete. Ma sono il primo gote, schidei. Perché non è un problema, calbevi. Ma stai in orco, Dio meglio, liberatemi, vita, liberatemi. Al più darà che tra un momento sarà tutto finito. Vita, signore. Monica, parte dentro i mariti. Sì. Ma che chi è un idraulic come il Memoros? No, non è un idraulic. Maledizione, mi hanno scoperto. No. Che chi ha un simbolo negativo dal tuo passato, che tu distruggerai, vinci in così la tua nevrosi. Va bene, allora come ascolti mio marito, veni sdoglie, tu gli alci senza culo, tu l'ucchiali stai voi e tu i berghelis tutto il tuo disgusto. Nein. Dai. Io nichts simbolo. Io idraulica di Germania, ja. Forza Maria, dai dentro, così, quasi fa così. Tu, ma portami una sale, rispondimi, c'è di me vi ho fatto. Io ti hai sempre fatto ciò che tu volevi, ti dicevi sempre di sì, e tu invece tu facevi sempre ciò che ti pareva. Ti dicevi sempre di sì, e dopo tutto mi trattavi come che fosse una bambina. Tu mi facevi girare, e dopo quando tu eri stufo, tu l'hai visto con queste altre femmine. Forza, vai. Un po' più di animo, Maria, per la miseria. Chiaro. Brutta fedi, parcemigliato abbandonata. Ma non fidi, ma parcemigliato abbandonata, Perché non tu mi da mai? Tu sei un mostro, ecco che tu sei. Disgraziata? Ti me l'hai fatta mai? Ti basta soffrire la femmina, se disametti questa cosa adesso sì. Anche te magari con un talchiato. Ma insomma, in dei conti, lui allenato un simbolo, tu sei smassa violente quella, non meriti altro. Io nichts simbolo. Nein, io non avrei mai visto signorina, giuro, io innocente, io chiedo a mia moglie, io non tradire nessuno. La tua femmine, quindi tu ti sei già sposata anche noi mi stiamo pagato per la sale, Paramonte! No, Maria, vai tante volte, No, io aiuto signora, liberamente come bambina signora. Vedrà che finirà anche di un po' che Senti, ti dicevo per aiutare Maria, no? Io se tu due lavoro nel barzellette che potrei stare soccare. Bravo, bravissimo. La conti? Contile allora. Allora, sono un uomo e una femmina, no? Che vanno in tribunale perché la femmina ha denunciato l'uomo per maltrattamento. L'uomo ha il dinero e alla fine il giudice lo assolve. E allora l'uomo domanda al suo avvocato. Chi vuole dire che posso continuare a prestare la mia femmina? E lo fa serire. Già, come une pedate talmente delle sgambes. Tu vi darassi che sarà divertente come sport maschilista violento. Oh, io sei un'altra barzelletta. No. Bonde barzellette. Stop. Chi ha vinto agli sull'idraulica. Ha vinto fa in maniera che gli arrivi di lui. Perché il resto hanno il
Observe. Ecco, allora, come c'è podino fa? Una roba che fa sempre ridi, c'è poi di sei, non sa, gli ugai mi fa presente uguali, no? Pensi tu anche tu c'è che pensi io? La torta? La torta in muse, che fa sempre ridi? Dai, allora, qui là vai di tirare. Io hai sempre desiderato tirare una torta in muse a un idraulico. Sempre dalla perversione maschile. No, tu alle mie di no, perché tu sei smassa impetuosa e le mie che tu vadi a calmati. Però le un pecchiato. Ecco, Roberto, tu vai di tirare tu. Oh, neanche pare idea, io andai altri spastiti, chiaro. E poi lui ha visto di box, pensa che lui mi commenta a me, alla ricomendato scari. E io non so il buon, non hai mai tirato una torta, eh? E se a lui piace strizzavi una torta in muso? Lo prego, liberatevi. Ma così non va bene, eh? Ma chiarezza voi si comporta, cara. Maria si spauriresse, no? No, le mie che tirate io saputa allora. Dai, vita. Senti, chi ha quindi fa tutti la nostra parte, no? Ognuno la dice passi la sua responsabilità. A volare di che la torta la tirare insieme, dai. Ecco. Dai, Nick, torta, io ti appetico. Allora, Alvio darà, non lo fa sempre al bene di Maria, no? Lui non capisce. Io ti ammette. Alvio darà che tra un momento sarà tutto finito. Dai, finiti, poi, no. Ecco. Monica, Maria, vieni fuori. Ecco, perfetto. Allora, Monica, da tu il tip, eh? Sì. Solo esiste un santo protettore da hydraulics, dico vedi vocali. Platon! Alza! Smira! Barfrey! Fuoco! Oh no! Maria, guai, bisogna tirare fuori al caldo subito di corsa. Sì, come bonde, che chi mi commenta a me, e io come, e come lo dispei, e malparti dal bagno come da pescare. Grazie! Lei è l'unica persona sana di mente, ma non ti pazzi! Ehi, oh! Da pronto di là? No, tu corri di corsa di dentro come da scari. No, c'è volta io sono dossore, schicca mi stiamo per piscina e tu fai il pagliasso. Via di corsa, se no io ti inetta il bidet. Io andavo a casa! Ma andate a cacare! E forza allora è meglio che io ripagare il scarica. E vado un momento in macchina. No. Cassellen tal cessen. Ascolta Giovannino. Allora, io come disarei di continuare su di te, no? Ecco. Ci rendi fronte e prenda i tuoi problemi. Che della staccia, va bene? Ecco, allora, vestiti. Ecco. Allora, io come a te dicerai une robe, une parole, e tu così dimmi che ti viene in mente. Ah, tu capisci? Sì, va bene. Allora, se io ti dico Tiare. 12.642 chilometri. C'è roba? E è la circonferenza della Tiare, metro plui, metro manco. Hai capito. Ascolta Giovannini. Si tratta di un'associazione di idee semplici. Ci sono sal, pevar, chiam, om, femmine. Ecco, se io per esempio a Monica e dicessi om, io quasi di sicuro mi risponderei. Sì, schifo traditore. Ecco, quasi così. Allora, andiamo in dettaglio, Giovannini. Mur. Chiase. Bravo, continua così. Tace. Clara. E qui sei Clara? Clara, la sorella della femmine. No, un momento. Chi alle altre non mi quadra. Se ti vieni tacchiava la tua femmina quando io ti distace? Forse
perché andava una bottega di cristalli. Ma sicuro, hai capito, hai il manuale, perché è il classic cast, come si dice, è il classic cast di traslazione. Traslazione? Ma sicuro, hai una maniera per sfogare l'aggressività repressa, capito? No. Allora, dal caso di Giovannin ha saputo che la femmina ha un negozio di une botteghe di cristallerie e porcellane e per qualche strano meccanismo Giovannin ha sfogato tutta la sua aggressività contro gli odies di veri, capì? Per fortuna che la sua femmina allora non lavora in pace, perché se no il suo caso è stato tanto più grave. Una buona spiritosa, senti, come non è il caso di scherzare, bisogna aiutare Giovannin a saltare fuori, c'è podino fa, bisogna aiutarlo in qualche maniera. Lo sai, se che potevi fare. Io avrei perso chiave pappagallo, avete visto come... In ogni caso, anche se secondo la chi presente signorine Marie, io penso soddisfatto come i miei bassi bisogni corporali, io ho un'idea la faresti. Dai, sentite. Allora, Giovanni, andate al negozio della sua femmina e spacchi tutto. Veri, cristalli, pace. Fin qua che la sua femmina non si decide a ascoltarlo, no? Semplice. Già, semplice e un lavoro stupido. Vuoi Crisson? Ascogni sempre rompiarti, pavere son. Già, e poi, qui sa troppo che non scostaresti? No, ha un'altra soluzione. Però un momento, scusate, un momento. Ma l'idea di Roberto di rompial, forse non è da sbagliare, Di tace, San Bastare su ne sole. Può dare sin doprare il psicodramma? Ecco, c'è che può dare sin fa. Dico c'è? Sì, allora, ascoltate, come io ho bisogno della collaborazione di tutti, no? Maria, venga. Ecco, venga. Allora, tu sei la femmina di Giovanninta che scende qui, d'accordo? E tu, Giovannin, tu sei qui, e tu stai fevelando con la tua femmina, va bene? E tu hai di fare valere la storia regione. Chiappi una tace, dopo tu ti rabis, no? E tu la spacchi, d'accordo? Allora, forse, Giovannin, cir di sei aggressivo e di fin la storia regione. E tu, Marie, tu hai di impersonare che femmine così aggressive e con la forte personalità, va bene? Definiti anche tu. Provai, Diodaresche, che robe chi aiuterà Duccio Doni. Sicuro, Maria. Fatti su, distruggilo, che senza me. Ecco, io non ti sopporti più. Tu pensi solo a te stesse e a che maledette botteghe di cristalli. E a me non tu pensi mai. Mai una parola gentile, e mai una diaffietta. E allora, sempre fredde come un cristallo Swarovski. E allora ecco c'è compassio dai tuoi maledetti cristalli. Non gliela fa, non gliela fa. Oh, sono un adulterato, sono un disastro. Qualche noi dirà più, io rompo, e qualche dirà più, lo sai buon di farlo. No, non sta a fare così. Su, non sta a farti metti i soldi che strie dalla tua femmina, dai. Torna in da dici di tu, no, se no tu non ti meriti di sei chiamato un verone, su, dai. Ehi, un momento. Striaco. Che credi tu di essi, Maria non ha di farsi metti sotto, di nessun fatto tono. Tutto a cui, Nina. Ah, ma io capisci, tu sei una di che femministe, sei di che spuores, illudodes, il femminismo le muore, fatti so. Maresciallo, ma lo vedo finire, guardi suoi. Allora, sentite, tornino a scominciare, nome che inta che scene chi, tu sei l'amorosa di Giovannin, va bene? E tu, Giovannin, in quel momento tu fai rivivi nel momento dell'abbandono, d'accordo? Allora, tu ti eri sapene girata, scivilà una femmine. Ieri è in quarta e ti sta facendo una scenata di gelosia, che a te non ti va bene, d'accordo? E tu dici che tu la lasci. Ah, tu capito? Bravo.
E tu, Maria, in quel momento tu hai di fronte l'uomo che ti ha abbandonato. Ecco, allora tu lo frontis e tu i berghelis duce che tu pensi, va bene? Tu gli dici che è stato un vigliacco e che l'ha approfittato dalla tua buona fede e dal tuo amore. Dai, provai allora. Ecco, Maria, io non sopporti più la storcenate di gelosie. Ma fasille finite con queste femmine gelose. Forte, Maria. Dai dentri, non sta fatti metti sotto. Rispondi per la srimes e dici che non ti meriti. Allora, un momento. Chi? La psicologa per piacere so io? Forza Maria Sacramento, vai giovani, difenditi, vai! Tu non tu mi meretis. E tu sei smasse gelose, egoista e prepotente. No, tu sei striscia e non tu mi meretis. Volde, lasciami vivi! La tua gelosia è asfissiante, mi fa sta male! Vai. Ecco, forse è vero, ogni tanto sono un po' masse gelose, ma alle parce che ti vuol masse bene e non sopporterei di piardi io. Ho detto parda buon. Anche io non pensi sul serio a che tutte brutte speranze che ti dite prima. Oh, amore. No, amor mio. Aspetta, massimo comune denominatore. E tu, il mio minimo comune multiplo. Tesoro. Che Maria non vedi la bat bene il concetto. Ma perché Giovanni sì, eh? No, ma non è possibile. Ma io non sarai mai una psicanalista. È la fine della mia carriera che non è neanche scominciata. Ma no, Carla, su, non sta a fare così, tesoro. Tu hai fatto di tu, non è mica colpa tua. Già, non è colpa tua. È colpa di che imbecille come te chi? Ah, sì? Sì. Ah, no, invece è colpa della stupida come chi. Non sta permettiti, sai tu. Ma certo mi permetti se tu ti permetti. Io mi permetti perché tu ti permetti. Se qui sono io ti permetti che tu non mi permetti, sai? No, bombe, io come psicologa sono veramente un disastro. Mi toccherà tornare a fare la segretaria, ecco. Proprio così, lei è diventata il buon psicanalista e glielo potevo assicurare io. Sì, signora, io toccare sua carriera. Ma c'è stai, Disin, ma sono diventato ma calpensi sui tubos e mi lasci in pace, perché voi proprio non è giornata. Come si permette? Io sono dottore professor Attari, accademico di Francia, membro onorario della Società Psicanalitica Tedesca. Ja! Ma ti ho chiesto all'università? Jawohl! Ma c'è il facile che sapeva studi idraulici? Certo, è stata ahimè mia idea. Mi tocca vestire da idraulico per controllare il mio incognito. Io ho fatto bene a venire qua, ja. Lei è in pericolo pubblico. E anche tutti gli altri, sì. Lei avrebbe sbagliato tutto. Il mio giudizio sarà alles negativo. Lei diventare mai psicanalista.
questo è un covo di pazzi e adesso io me ne vado da questa maledetta basta. Verruch, tutti pazzi. Signor, ma noi, ma lei professor Ottavi? Oh, ma signor, ma io non lo sapevi, ma se no me lo vestito. Fatti sotto, ti scoraggio. Vengi, e poi tu vieni se andà coraggio, vigliacco. Esattamente. Sì, a te, sì, a te. vigliacco. Sì. Io non sono vigliacco. Sì, sì, sì. Addio, basta. Io adesso me ne vado da questo covo di pazzi e io... Oh mio Dio, sei tu proprio. Oh, mica! Ma c'è fatto chi? Tu l'idraulico. Ma c'è molto, ma vuol dire che si conoscete? Se si conoscete, ti ricordi tu di quel farabut dal quale ti hai fevelato prima? Che andai mantenuto parain, se che vi ha abbandonato di un momento che l'altro. Alla lui! Maledetto, perché mi ha abbandonato senza diminuire? Tu l'hai stato finito in tutti gli schianzi. Da vai, via! Monica, mio tesoro, quanto tempo è passato, io potrei spiegare tutto, ecco, sì, io avrei perso il mio smartphone, non trovare il tuo numero di telefono, tutto grozzo, malinteso. Tardo io il malintendimento, tardo io il telefono, 10 anni sono passati e tutti che tu sai dire a lei tutta crazzo malintesa, mi sono insomiata 1000 volte, sti vedi denanti, guardate che tu ti meriti, finalmente il destino mi ha aiutato, vedi? No, oh mio piccolo tesoro Monica, io potrei spiegare tutto, ho avuto tanto da studiare Sì. e poi cercare l'università. Spiegare? Tu hai un grande laude di spiegare, ma prima ti capi e dopo tu mi spieghi. Ven furbi, Kingo traditore, ven furbi, e fronte alla morte come un uomo. Ma Fasele, finite, ma stai soltanto 2 volte qui dentro. Dio. Io mi sento male. No, io ho bisogno di un calmante. Oddio. Hai bisogno di un calmante. Lo voglio. Sì, grazie. No. Tu alle mie ordini no. Roberto, sono ginnogate sti denti. Sì, andiamo qua, lì. Ma Roberto, ma scusa, ma Sì? c'è bocciute Atusa, che rosse? No, che blu, me l'hai detto tu. Ma no, io ti ho detto che rosse. No, signor, no, io assi ben. Tu mi hai detto che è blu. E poi, ma adesso tu vuoi dimmi chi hai sbagliato le boccette? C'è Varessio Chiol? E c'è che tu varessistione. Sì. A tua signora la boccetute Sì. che dal purganda alla mame. Sa tu che io di solita uso per la sostips. Oh Dio, ma mi facciamo alla pancia. Vai, Monica. Ti hai dove tirate un po' di tomboni, la panza non te l'hai neanche tocchiata. Oi, ma che male mia panzia! Come mai? Ma Nina, che cosa fai tu? No. Lui non si muove chi? Lui l'ha tirato al bagno come dal scarico. Ora basta! Io non aggiustare scarica di Cessen! Voi essere tutti pazzi! Voi non sapere chi io essere! Anche Marco che menate lì. Non sapevi che lei è un professionista al tubo che si muove. Ma che vale tubo? Io sono professor dottor Ottavi, presidente dell'Associazione Psicanalitica Tedesca, direttore del Dipartimento dell'Università di Psicologia. Ma se muove. Lui non è un idraulico. E ma il visto come com'ho? Dopo 2 ore scalecchì.
Allora Calsiti, presidente di qualsiasi roba calse di lui. Lui come al fine del bagno di corsa. E i convembati tutti in di velocità. Perché tace, l'ha bevuta anche lui. E sai c'è che l'era dentro. 30 cose di burgano. Ma che questa sarà in sotto a tutta psicanalisi! La psicanalisi! No, lui mi commenta bene, lui come dare scariche in lui! Nein, hai di là picchiarlo a chiasso! No, allora fai così. Tutto un po' di segnalo al bidet, no? Dome qualche lui, allora come date scariche, guarda che qui. Vabbè, già mio! Allora, professore. maledetto, fidati di parlare. Via di corsa. Per l'amor di Dio, ma fermarsi! Lui era il professor Ottavi che dall'università... Oddio, mi si male. Oddio, avessi scusami. Io proprio come psicanalista sono un ver fallimento. Avevi massa fiducia in me stessa. Avessi scusami, ma io non arriverai poi a guarius. Dio, hanno displas proprio tanto. Mi eri proprio affezionato, sato? Anche io, veramente tanto. Ma come di quell'arino fa sicurare? Ma chiatai sicuramente più psicólogos che idraulics. Sicuramente chiatarei su un miglior di me. Un che arriverà a guarire Maria dalla pore da Ioms e che l'altro che guarirà Giovanni dalla tace e dalla claustrofobia. Ma Giovanni, ma tu non ti la tace? Ma tu, Maria, se s'abbracciato quanti doi? È vero? Non devi far caso. Il fatto è che quando sto con Maria, sto proprio bene. E quando la chiali, mi dismentai di tutto. Ma, e la claustrofobia? Maria, dite che assai siamo guarimi. Vero, Maria? Sì, noi siamo proprio con Marianna, innamoriamo Maria, Giovannina, tu un'altra crisi? Oddio, ti si sta alzando la pressione un'altra volta? Ma sono guariti? Ma sono
teach the world to sing in perfect harmony, and teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's just a somebody's spot for the recipe. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fat. It retracts before impact, and just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the clique. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if we are the shun, you might as well be walking on the sun. 25 years ago, they spoke out and they broke out of recession and oppression, and together they took and they folk out with guitars around a bonfire, just singing and clapping. Man, what the hell happened? That some were spellbound, some were hellbound, some they fell down, and some got back up and fought back against the meltdown. And their kids were hippie chicks, all hypocrites, because fashion is smash on the true meaning of it. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, be out tomorrow. But if we are the shun, you might as well be walking on the sun. Handkerchief is soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and focus on the close up. Mr. Wills, I can't reform. No God like hocus pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. Lose that in your neighborhood.